Quarta tappa di Cavalli in Villa, il centro equestre veneto di Mogliano fa il bis e torna a brillare riportando sui campi, ricostruiti ad hoc, oltre 120 cavalieri ed amazzoni che, provenienti da tutta Italia, hanno dato spettacolo nella disciplina del completo. 2 giornate avvincenti per i numerosi binomi al via e per tutto il pubblico appassionato. C'è stato un grande riconoscimento nella organizzazione e nella felicità di rivedere il CEV di nuovo all'opera in questa disciplina che è il completo, che da anni non si presentava più all'interno di questa struttura. E vi dirò di più, la maggior parte delle persone proprio mi ha chiesto di poter far sì che si organizzino ancora all'interno di questa struttura delle manifestazioni come queste. Questo depone a favore veramente del grande sforzo che è stato fatto sicuramente dalla famiglia Argenton, ma anche da Cavalli in Villa, per poter, dal signor Roberto Rotatori e soprattutto da tutti gli sponsor che hanno sostenuto ovviamente Cavalli in Villa per poter realizzare questa splendida, veramente splendida manifestazione. Alto il livello tecnico, a cui ha saputo rispondere prontamente un'ottima organizzazione e grazie al lavoro di una squadra fortissima si sono riaccesi i riflettori su questa disciplina e soprattutto sul centro equestre veneto, struttura dalla lunga tradizione nel completo, di proprietà della famiglia Argenton. Ed eccoli i nuovi campi, 80 ostacoli completamente ricostruiti in 15 ettari di campagna, con percorsi appositamente creati in un mare di verde da Roberto Rotatori. Per tutti il cavaliere che ha rappresentato l'Italia in tante competizioni internazionali e alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. Per Fise Veneto e per Cavalli in Villa, colui che ha ridato vita a questi terreni. C'è stata molta attenzione nel ripristino dei terreni, nel pulire delle zone potando insomma, per fare dei nuovi passaggi o riprendere dei vecchi passaggi, fare dei passaggi anche per attraversare questo bellissimo viale. 2 laghetti sono stati fatti, uno piccolo e questo laghetto, in particolar modo questo devo dire che è uno dei più belli che ci sono in Italia oggi. Quindi siamo molto soddisfatti, è un posto che assolutamente ha tutto per continuare a organizzare delle manifestazioni di livello e poi insomma sono persone della famiglia Argenton in toto, insomma con un'esperienza importante. Grande soddisfazione per il cavalier Alessandro Argenton e per tutta la famiglia, padrona di casa di un impianto che festeggia quest'anno 50 anni di sport e cultura equestre. Siamo nati col completo noi, infatti l'avevamo comprato questo impianto, questo terreno per fare proprio un bel impianto. Siamo contentissimi anche perché l'abbiamo iniziato, l'abbiamo rifatto nel momento che facciamo 50 anni dell'associazione sportiva. Quindi si vede che siamo un po' vecchiotti, ma insomma speriamo i figli che ci aiutino di poter riprendere questo sport di cui siamo appassionati. Altri cavalli, quelli rosso fuoco di un Alfa Romeo Duetto, a bordo l'assessore regionale al turismo Federico Caner e Jesus Leni Gomez, promotrice del ride automobilistico d'Oltralpe Fuoco dell'Amicizia, che dopo aver percorso oltre 2600 km a bordo dell'auto storica all'insegna della solidarietà tra i popoli, sono giunti a Mogliano a conclusione del viaggio. Siamo partiti il 7 di giugno da Belluno. Abbiamo fatto tutte le Dolomiti, girato l'Austria e la Germania. Io dico sempre che l'auto storica c'è un'anima e come tale ha ricevuto un calore umano molto più rispetto all'anno scorso. Anche per me toccare città che l'anno precedente col Covid erano vuote, quest'anno arrivare in città piene, in città vive, mi ha fatto sentire di più anche il calore umano di questo popolo e a vivere di più anche la similitudine che c'è tra il Veneto e la Baviera. E non solo, perché non dobbiamo scordarci anche i fratelli austriaci che sono in mezzo, ma hanno diciamo un amore speciale anche loro per il Veneto.
Abbiamo fatto un percorso che vuole portare amicizia e fratellanza e ringraziare anche il popolo tedesco e di lingua tedesca che in questi anni è sempre venuto nel nostro territorio nonostante il Covid, e quindi è un momento anche di amicizia che abbiamo voluto suggellare. Perché con un'auto storica? Perché questo è anche un mezzo che viene apprezzato molto dai tanti turisti internazionali che vogliono vedere il nostro territorio anche a bordo di auto storiche. Ed eccovi a Cavalli in Villa. Cavalli in Villa perché qui abbiamo un'altra edizione importante legata invece al mondo del cavallo. Insomma, Cavalli in Villa è il format che ha saputo unire tutto questo, sport in primis, ma anche cultura, spettacolo e arte, sostenendo tra gli altri il progetto Pennellate d'autismo insieme al Lions La Rotonda di Vicenza, al maestro Gianfranco Barco e i suoi splendidi dipinti. Anche l'amministrazione comunale di Mogliano Veneto plaude all'evento. Bellissima manifestazione qui a Mogliano, la città delle ville, ne abbiamo 35 di ville venete, quindi ben venga questa promozione a 360 gradi del turismo, dello sport a cavallo. Tra l'altro come città di Mogliano Veneto siamo candidati come città europea dello sport per il 2025 e questo è uno degli impianti che ci farà sicuramente vincere. Ricchissimo è il programma per la prossima tappa estiva di Cavalli in Villa, la quinta. Appuntamento il 29 e 30 luglio a Villa Spineda Gasparini Loredan di Volpago del Montello per vivere ancora insieme tante emozioni.